Di che scuola sei? Liceo classico, Questa mattina, prima prova, che traccia hai scelto? ho scelto la tipologia D, quindi ho fatto il tema sulla Costituzione. E mi sembra che fosse un po' un tema tra i papabili, eri già pronto, te lo aspettavi? Sì, me l'aspettavo, insomma era tra i papabili come ha detto lei, poi ovviamente tutte le tracce sono diverse, non ci si può mai indovinare la traccia esatta, però insomma me l'aspettavo, ho puntato su quello anche perché ha forte impatto odierno, quindi ci sono tante tematiche da poter sviluppare, insomma. Notte prima degli esami, agitato o hai dormito bene? Pensavo peggio, insomma, dai, adesso vediamo come va, però insomma tutto bene per ora. Di che scuola? Liceo classico di Vittorio Veneto, Questa mattina che traccia hai scelto? quella artistico-letteraria riguardo al rapporto della solitudine tra arte e letteratura. E come ti sembra sia andata? Beh, penso bene, dai, sì, sono riuscita a fare un bel tema secondo me, quindi speriamo bene. E come notte prima degli esami eri agitata o tutto sommato tranquilla? Sì, no, ero molto agitata, sono una persona ansiosa, quindi molto. Che traccia hai scelto? E ho scelto l'ambito tecnico-scientifico, la traccia sulla clonazione e la bioetica. E questa scelta perché ti sentivi preparata sull'argomento, immagino? Sì, diciamo che tra le scelte era quella che mi piaceva di più e sono anche interessata in questo ambito, tanto che il prossimo anno vorrei fare ingegneria biomedica. Quindi insomma la traccia perfetta. E qualche tototema l'avevate fatto? Diciamo che i più plausibili erano la Costituzione e la guerra, ma per quanto sia capitata la Costituzione non mi piaceva molto come traccia. E come notte prima degli esami, dormito o agitata? Molto agitata, ma ho dormito. Questa mattina prima prova, che traccia hai scelto? Ho scelto la traccia in ambito storico politico e in realtà c'erano una gran varietà di scelte e quindi si era abbastanza semplice secondo me anche per gli altri istituti confrontarsi con i temi in esame. Quindi. Tototema, avevi azzeccato qualcosa? La Costituzione, ma così come un po' tutti quanti, e per quanto riguarda invece gli autori erano sì, un po' sconosciuti, quindi sì. Notte prima degli esami, hai dormito o eri agitato alla fine? Mi sono fatto una bella dormita, 9 ore, e così pronto per il giorno dopo, sì. E domani, quindi seconda prova, come sono le emozioni? La seconda prova è una gran sfida e siamo sul forse, perché non sappiamo veramente cosa uscirà e la differenza tra un autore e l'altro è davvero, davvero grande. Quindi. Tipologia saggio breve e la traccia sulla creatività. Quindi questa scelta perché ti sembrava più affine ai tuoi interessi? In realtà non trovavo le tracce particolarmente stimolanti, cioè avevo intuito che ci sarebbe stato qualcosa su la Costituzione o le leggi razziali, infatti l'analisi del testo era dal Giardino dei Finzi-Contini, però io ho scelto saggio breve perché mi dava la possibilità di esprimermi anche in più ambiti. Sì. E quindi tutto sommato puoi sbilanciarti, ti senti soddisfatta? Io a questo punto sì, la prima prova è andata, domani sarò un po' più agitata. Sì. E quindi come notte prima degli esami, tutto sommato, passata indenne? Direi di sì, forse questa notte mi preoccuperò un po' di più. La vera notte degli esami questa sera? Sì, per me sì. Questa mattina prima prova, che traccia hai scelto? Ho fatto il saggio breve sulla solitudine e i vari volti che assume nell'arte e nella letteratura. E come ti è sembrato come traccia? Soddisfatto? Sì, soddisfatto, bei documenti. E per quanto riguarda invece il tototema, avevi azzeccato qualcosa? Non ho fatto tutto il tempo. Meglio non pensarci. Meglio non pensarci, no? E come notte prima degli esami, tranquillo o agitato? Tranquillissimo. Senza problemi. E domani seconda prova? Un po' più agitato, abbastanza. Quindi insomma il tema tutto sommato una prova tranquilla. Semplice, dai. Che traccia hai scelto? La tipologia B di tipo socio-economico. E parlava di che argomento? Era sulla creatività nel mondo appunto del lavoro, eccetera. Quindi insomma questa scelta dovuta a interessi particolari o attitudini, insomma ti ispirava di più? No, mi piaceva parlare della creatività e diciamo la trovavo una traccia
la più semplice per le mie attitudini, insomma. E in classe avevate magari fatto un po' di tototema, c'era qualcosa che sembrava più papabile? No, in realtà no, cioè ho anche guardato delle tracce che potevano essere papabili, però nessuna di quelle è stato un po' inutile alla fine. Quindi notte prima degli esami hai dormito o eri agitata? No, non ero agitata, ho dormito tranquillamente. Sì, non ho realizzato fino a che non sono entrata. E i professori questa mattina vi tenevano d'occhio o vi hanno messo insomma a vostro agio anche? No, sono stati veramente buoni come il pane, cioè sì, ci hanno messo tanto a nostro agio, sì, sì. Ho scelto il saggio breve, l'ambito storico-politico. Che parlava di? E parlava della massa e della propaganda e comunque in generale dei regimi fascisti, nazisti, come usavano la propaganda per perpetrare le loro idee. E questa scelta è dovuta a materie, insomma, studiate quest'anno o conoscenze tue particolari? Principalmente alla situazione politica attuale, direi, e anche alcuni argomenti che abbiamo affrontato a scuola. Avevate fatto un po' di tototema, vi aspettavate qualcosa di particolare? In realtà no, diciamo che ci sono stati alcuni miei compagni che hanno cercato magari delle possibilità, però io mi sono astenuta perché non volevo sbagliarmi. Quindi tutto sommato soddisfatta? Sì dai, direi abbastanza soddisfatta, sì. Speriamo bene. Notte prima degli esami, quindi agitata o tutto sommato tranquilla? La vera sfida è domani, mi sembra di capire. Sì, decisamente domani, con greco è abbastanza pesante, sì sì. Ho scelto la tipologia B, saggio breve, ambito storico-sociale, diciamo, che riguardava sostanzialmente la creatività e diciamo un po' tutti i vari ambiti in cui questa poteva essere applicata. L'ho scelta perché sostanzialmente mi piacevano i documenti, nel senso che offrivano parecchi spunti anche per altre cose che magari sapevo io personalmente o sono riuscito a collegare, e anche perché, sostanzialmente per questo, anche l'idea comunque era bella. Soddisfatto quindi o scaramantico e non ti sbilanci? Ah no, soddisfatto, speriamo ovviamente bene di non aver fatto strafalcioni magari per la distrazione, comunque le ore sono tante, ho quasi fatto tutto un foglio protocollo, però insomma speriamo bene. Avevate fatto qualche così scommessa, tototema? C'erano voci più che altro per gli autori dell'analisi del testo, si era parlato di Pirandello, Foscolo, anche se io sapevo che non sarebbe uscito perché non era neanche programma quest'anno, è comunque un autore vecchio, diciamo. La Costituzione l'avevamo detta ed è uscita su tipologia generale, quella di tema generale, però sinceramente non l'avevo neanche presa in considerazione perché ero abbastanza convinto sul saggio breve. Ho scelto il saggio breve, l'ambito storico-letterario. Parlava di? E parlava della massa e propaganda. Questa scelta motivata da? Ma motivata più che altro dal fatto che mi piaceva la tematica e poi comunque una tematica che di mio approfondito era semplice da trattare, secondo me. Soddisfatto? Assolutamente sì. E la vera sfida però mi sembra di capire che sia domani. Sì, aspettiamo di vedere cosa uscirà, speriamo bene. E invece notte prima degli esami, tranquilla o agitato? Passata tranquillamente, dormendo, in pace e serenità, aspettando di fare la prima prova. E quindi domanda finale, oggi si ripassa o ci si riposa di nuovo? No, oggi si dorme.